Ictus è un termine che spaventa e se da un lato i dati dicono che diminuiscono i decessi, dall'altra però sono spesso gravemente invalidanti le conseguenze con le quali i pazienti colpiti dal deficit neurologico devono fare i conti per tutta la vita. I numeri parlano di una patologia ancora frequente e se risultano in calo i casi, soprattutto tra la popolazione più anziana, c'è un aspetto che preoccupa gli specialisti. Nella popolazione giovanile, il cosiddetto ictus giovanile, sta aumentando. Probabilmente la persona giovane, legato a stili di vita non ottimali, è meno attento. Per l'ictus, come per l'infarto, la prevenzione è la parola d'ordine, prevenzione che passa attraverso una giusta alimentazione, un corretto stile di vita e una sana attività fisica. Ruolo importante quando si parla di queste patologie è poi il fattore tempo, determinante per salvare la vita al paziente o limitarne le conseguenze. Fanno la differenza per quello che riguarda la sopravvivenza e soprattutto la disabilità del paziente. Nel trattamento dell'ictus esistono delle finestre di intervento, 4 ore e mezzo per la trombolisi sistemica normalmente utilizzata attraverso la somministrazione di farmaci che sciolgono il trombo, qualche ora in più nel trattamento più recente utilizzato nei centri hub. Abbiamo fino a 6 ore per effettuare la cosiddetta trombectomia meccanica, cioè il neuroradiologo interventista entra dall'arteria femorale, risale e va a togliere meccanicamente e fisicamente il trombo. Il Veneto è regione di riferimento per quanto riguarda le stroke unit e l'ospedale Borgo Trento di Verona gioca un ruolo di primo ordine nella lotta all'ictus. Tanti passi in avanti fatti, ma c'è un altro obiettivo pronto per essere raggiunto. Di avere 50% di pazienti che una volta superata la fase acuta, quindi per noi vuol dire a distanza di 3 mesi, siano autonomi, sono tornati a essere autonomi. Se il paziente arriva tardi o non è possibile fare questi trattamenti, la percentuale di autonomia scende al 20%.